Bianco come la luce di questa città, rosso come l'amore per la squadra, siamo i figli del Miro, più caldi anche di San Siro, ci piace soltare così, Don Carlo Misilmeri. Un inizio soft, un inizio per pochi intimi, ma soprattutto un inizio tra due squadre che vogliono dire la loro e vogliono dirla a voce alta. Amici di Sportisili, bentrovati dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, di fronte Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, prima giornata del campionato di eccellenza Girone A. La partita tra due squadre che vanno all'insegna, alla ricerca della continuità dopo una buona finale della scorsa stagione, che sono state protagoniste ognuna a modo proprio anche nel corso della finestra estiva di calciomercato, che sono anche partite molto bene, con il primo atto della Coppa Italia Eccellenza che le ha viste entrambe vittoriose, rispettivamente la Don Carlo Misilmeri contro l'Oratorio Marineo e l'Unitas Sciacca che ha fatto la voce grossa contro il Gela, squadra che in astri di partenza di questo campionato di eccellenza sicuramente occuperà un ruolo quantomeno di prim'ordine. Le squadre sono già in campo, allora andiamo con le formazioni, partendo dalla squadra di casa, la Don Carlo Misilmeri, che si schiera col classico 3-5-2. In porta, anzi prima della lettura delle formazioni, un minuto di silenzio che naturalmente rispettiamo anche noi. Vedi, mi sta mandando quella cosa. Capito? Ciao Lino. Dopo che uno regalo. Minuto di silenzio osservato con grande rispetto da parte delle due squadre, come dicevo prima, per pochi intimi, via delle... Ricordo i lavori agli spalti del Giovanni Aloisio, lavori che stanno già procedendo molto velocemente e in maniera ovviamente molto attenta per garantire il ritorno sugli spalti ai tifosi della squadra allenata da Tommaso Napoli, che subito prova a suonare la carica con i suoi giocatori. Dicevo delle formazioni, a breve la lettura dei 22 in campo dal primo minuto. Attendiamo naturalmente il via ufficiale che verrà dato dal signor Vincenzo Braschi della sezione di Trapani. È iniziato il campionato di Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, col primo pallone gestito dalla squadra di Tommaso da Napoli. Subito al recupero però i neroverdi di Galfano, con l'avanzata di Camarà che accelera, il tocco è largo per l'avanzata di Aldo Genco, palla poi per il cross, colpo di testa di Cerniglia, poi quello di Ricciulli, tornato titolare. Questa è la prima bella novità di questo debutto in campionato, con Senè che protegge da Concialdi, Sombrero a Licata e poi Ricciulli che non trova compagni. Tripoli era fuori posizione, allora può gestire Unitas Sciacca, che mi dà anche il tempo di leggere le formazioni, partendo dalla Don Carlo Misilmeri che si schiera con il 3-5-2, marchio di fabbrica di Tommaso Napoli. In porta c'è Di Salvo, che è ex di turno e che al debutto stagionale, oltre a togliere una bella castagna dal fuoco in chiave under a Tommaso Napoli. Linea difensiva con Nino Garofalo e Riccardo Pellegrino, match winner Marineo domenica in Coppa, ai fianchi di Alberto Costantino, poi Ricciulli che qui recupera una bella palla a destra, a sinistra c'è Lavardera. I centrali di centrocampo sono Mendola, Romano e
Cerniglia di punta, la coppia che ha giocato la prima gara stagionale, ovvero sia quella composta da Mesanè e Silvio Tripoli. Sanè, ricordo, espulso per un presunto fallo di reazione piuttosto eccessiva, la chiamata avvenuta nel secondo tempo della gara di Marineo. Risponde invece la squadra nero-verde, l'Unitas Sciacca, anche lì un 3-5-2 con Keba Jaber tra i pali. Intanto prima lo sviluppo di questo fallo laterale che verrà battuto da Ivan Lavardera. Palla che spiove nell'area di rigore, prolunga Sene sopra la traversa, allora formazione dell'Unitas con Keba Jaber in porta, difesa con l'esperienza di Saro Licata, del capitano, e di Alfonso Cipolla, con loro Modou Jammeh, terzetto difensivo di assoluto spessore. Sulle corsie laterali, sulla destra con il numero 3 Rotolo, sulla sinistra invece agisce Dennis Di Mercurio, in mezzo al campo due ex di turno come Concialdi e Fricano, coadiuvati da D'Amico, attacco composto da Camara e da Aldo Genco. Ricordo la partenza last minute di Angel Gomez, arrivato durante l'estate dall'Atletico Catania, costretto a rientrare in patria per problemi personali. Vedremo se riuscirà la società del neopresidente Mentivegna a ricostruire il mercato e a portare dentro un nuovo giocatore nel reparto offensivo. Presidente Rizzuto, vengo corretto giustamente dai presenti in casa saccense. Mendola intanto spinge a sinistra, parte il suo cross, respinto da Jammeh. Calcio d'angolo, il primo della partita per la Don Carlo, minuto 3 e 22 secondi. C'è Ivan Lavardera dalla bandierina, grappolo di uomini, tutta l'Unitas Sciacca nella propria area di rigore. La battuta di Lavardera, rientrare, Keba la blocca. Tanto è arrivata ovviamente nel perimetro che delimita la struttura del Giovanni Aloisio, anche una sparuta rappresentanza di ultra della Don Carlo Misilmeri. C'è amicizia, c'è gemellaggio tra le due tifoserie organizzate. Qui intanto la giocata di Genco che scambia con Rotolo, poi non controlla Mendola dopo il recupero palla da parte di Costantino, fallo laterale. Cipolla, Licata, arrivato nel corso dell'estate tanto quanto l'ex centrale della Caracas, scelta di vita per Alfonso Cipolla, allontanato dalla formazione della Città dei Templi perché il nuovo regolamento interno prevede che chi fa parte della squadra e la prima squadra non può condividere l'impegno da calciatore con quello con altri impegni lavorativi. Allora, separazione tra lo storico capitano e il gigante. Mentre riprende dal fondo la Don Carlo, prima palla di questa partita e di questo campionato per Andrea Di Salvo, giocatore che 2 stagioni fa si è fatto notare con il CUS, pur facendo parte ancora della formazione allievi. Lo fece debuttare mister Zappavigna in eccellenza, l'ultima partita del campionato terminato poi con la retrocessione del CUS. L'anno scorso proprio a Sciacca all'inizio della stagione, poi una vera e propria girandola di portieri che ha portato alla separazione, e adesso Di Salvo affronta la sua ex squadra, lui che ha fatto panchina nelle prime 2 gare contro il Marineo a vantaggio del primo portiere, possiamo dire, Alessio Zummo. Però vista la regola legata agli under, la sua è una presenza fondamentale. Qui intanto palla lunga, Sene con Cipolla che protegge l'uscita di Keba Jaber, avanzata di Dennis Di Mercurio, Concialdi si è
serie di finte per lui che ormai da quando è approdato a Sciacca, prima con la gestione Bonfatto, ora con la gestione Calfano, gioca di fatto da mezzala che va messo un po' in difficoltà dei compagni, l'allontana come può. C'è Ricciulli, prima sgasata della partita del 77 che si allarga, mette in mezzo il pallone, triplo! Non poteva che essere suo il primo gol in campionato della Don Carlo Misilmeri. Silvio Tripoli 1-0 Don Carlo. All'occhiello del mercato bianco-rosso, l'autore del primo gol, subito avanti la Don Carlo, 7 minuti sul cronometro, 1-0. Riprende il gioco al Giovanni Aloisio, da una quarantina di secondi è cambiato il parziale, con la Don Carlo in vantaggio grazie a Silvio Tripoli, quale ha dovuto fare la cosa più semplice, ovvero sia spingere in rete di testa il cross di Joao Ricciulli. Erano tanto attese, tanto aspettate le scorribande in fascia dell'ex giocatore del Mazzara, il quale ha seminato di mercurio e poi ha scodellato una palla perfetta per il suo numero 22. Qui intanto non riesce a tenerla in campo Piero Concialdi. Pellegrino che può metterla con le mani, non c'è nessuno però, Jammeh prova a farlo uscire, ci riesce sull'arrivo di Dame Sené. C'è il fallo laterale proprio per l'ex Mazzara, 46, colpo di testa di Mendola, poi Camara, arriva Garofalo in anticipo su D'Amico, poi di prima gran giocata di Tripoli a far involare Sené, spalla alla porta il 9, scarico perfetto per Ricciulli che propone ancora il cross, stava per riuscire la connection che ha portato all'1-0, non arriva questa volta Silvio Tripoli. Riprende dal fondo che Baciaber, Licata, c'è Di Mercurio che verrà a prendersi la palla, pressato da Ricciulli che non gli lascia un metro, poi Cerniglia intercetta, arriva Genco, poi porta avanti il pallone D'Amico che prova ad accelerare, va giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara e allora riparte Riccardo Pellegrino. Lavardera cambia gioco dove c'è solamente Dennis Di Mercurio, Genco scambia con l'ex Canicattì, Camara al limite, si defila, serie di finte contro Cerniglia, poi scarica Concialdi, Concialdi tocca per Fricano, Rotolo propone il cross, secondo palo c'è l'intervento di testa di Nino Garofalo, scorso anno grande protagonista con la super giovane Castelbuono, tanto da meritarsi una chiamata tra i 23 che hanno rappresentato la nazionale siciliana alla Corsica Cup. Con le mani di Mercurio arriva Concialdi, sterzata sul Romano, poi il cross messo fuori da Pellegrino, alimenta l'azione Jammeh in posizione quasi di mezzala, poi Concialdi prova a scucchiaiare ma interviene Ricciulli, ancora Concialdi costretto a tornare indietro, cipolla, fionda ma fionda male, palla direttamente sul fondo, andrà al piede Andrea Di Salvo. Di Salvo decide di andare lungo, c'è la pressione alta da parte degli attaccanti dell'Unitas, battuta lunga dell'ex Cus Palermo, Di Mercurio mette in fallo laterale.
viene rimessa in gioco da Garofalo. Colpo di testa di Alfonso Cipolla, poi sfiora Cerniglia nel duello con D'Amico, arriva Genco. Di Mercurio, D'Amico indietro a Licata, che ha il problema di girarsi, all'indietro se n'è, l'uscita perfetta da parte di Jaber, che ha preso il pallone in pieno. Non è rigore. Grande uscita qui di Keba Jaber, che è riuscito ad allungare i tentacoli su Dame Sené, ma qui rischiosa la giocata di Licata. Attenzione dall'altra parte, arriva Africano, arriva soprattutto Lavardera a negare un potenziale 2 contro 1 in una zona pericolosa, poi conclusione sopra la traversa, ci ha provato Di Mercurio. Non giocano due Dai, Rosario! Ormai ce l'aveva pigliato. Rinvio corto di Di Salvo, questa volta Garofalo, Cipolla, giù con Cialdi, il contatto e con Peppe Romano, terzo anno per lui alla Don Carlo, ultimo da under, almeno in base alle regole attuali dell'LND. Rotolo con Cialdi, apre dove c'è Di Mercurio, prova ad attaccare per vie perimetrali, lo sciacca cross di Licata, sorvola la traversa ed era diventato un tiro. Il tentativo del capitano dell'Unitas. In mezzo, bravo, Rosario! Seconda palla! Qui la battuta di Di Salvo dal fondo, con Cialdi la tiene, poi Genco prova ad aprire, ci riesce dalle parti di Di Mercurio, la spinta del numero 2, ferma, poi Ricciulli accelera, prova a prendere velocità, il 77 che poi gioca una grande palla su Cerniglia, Cerniglia cerca dall'altra parte, trova Tripoli, è subentrato anche Lavardera ma è rientrato bene lo Sciacca, Tripoli sterzata, poi è chiuso, allora ricomincia di prima Romano, dove ci sono solo le maglie nero-verdi, in particolare quella di Modou Jammeh. Con Cialdi, verticale su Genco, Licata con Cialdi, di prima sbaglia e allora Ricciulli, Sene ancora per l'ex Mazzara che non può ricevere, brutta palla qui del 9. La rimessa già battuta, Mendola, appoggio per Joao Ricciulli, Garofalo, adesso prova a gestire palla la Don Carlo, Cossentino, Pellegrino, verticale per la corsa di Lavardera, in anticipo Jammeh e sarà angolo. Secondo tiro dalla bandierina per la Don Carlo Misilme. La battuta di Lavardera mette fuori Jammeh, poi Ricciulli. E poi la palla persa da Ricciulli. Jammeh con Cialdi. Di Mercurio.
prova a passare Concialdi, palla che scorre, la fa passare la Vardera sulla pressione di Rotolo, poi sgambettata ingenua del terzino under. Battuta lunga di Di Salvo, palla che si alza a campanile. Romano, poi Fricano, ancora Romano in fallo laterale. Battuta di Jamè, colpo di testa di Pellegrino, poi Concialdi apre dall'altra parte col piede debole, arriva Di Mercurio, arriva anche Cerniglia, fallo di quest'ultimo, punizione. Capire tempo, spazio e ritorno di palla di seconda palla è di un'importanza vitale nel calcio, perché arrivi prima sempre sul pallone. Ah, ora sono arrivati tutti i bambini. La punizione sulla palla c'è D'Amico, fischia l'arbitro. D'Amico prova a farla scendere, scende, ma c'è il tocco di Di Salvo, angolo. Confusione in area. C'è la battuta adesso del calcio d'angolo sulla palla, ovviamente Concialdi. Primo palo, provano ad arrivare, serie di tocchi, l'ultima è di Mendola, calcio d'angolo, reclamano un calcio di rigore. E che ci rigore? In ogni caso secondo tiro dalla bandierina con Concialdi, questa volta secondo palo, palla che rimbalza sul palo e altro corner, reclamano ancora i giocatori dello Sciacca. Dovrebbe essere stato Camarata aver colpito il palo. Battuta, attenzione, palla che rimane lì, è stata prolungata. Fricano si accontenta del fallo laterale. Fricano lungo con le mani, a vuoto Ricciulli, prolunga Senema, la palla rimane lì, c'è anche Vento che sporca le traiettorie, Jamè col tentativo forte. Ha già rimesso in gioco la Don Carlo. Fricano col recupero, palla che arriva. Genco, D'Amico,
Concialdi pressato da Romano che lo costringe a indietreggiare. Alla fiondata in area, Cosentino di testa, controlla Cerniglia che cerca di palleggiare, poi il tentativo da parte di Genco, palla che è uscita senza deviazioni secondo il direttore di gara. Con Cipolla che riesce a fermare Sene e poi Rotolo. Palla lunga, poi Concialdi fermato da Cerniglia, Mendola, la Vardera, forse fallo sì su Mendola, calcio di punizione. Tripoli, colpo di testa di Giammè, Romano, Cosentino, colpo di testa ancora di Giammè, ancora su Romano che cerca e trova Tripoli, si propone e riceve la Vardera prende il centro, ancora la Vardera, è zona tiro per lui, colpito in pieno Concialdi. Garofalo quasi si scontra con Cerniglia, alla fine la palla arriva a Cosentino e a Pellegrino. A cercare Senne, sponda per Tripoli che colpisce con lo stinco, non fortunato l'autore del gol che ha sbloccato la partita. Intanto Fricano, è zona tiro per lui, c'è la deviazione, poi arriva prima Pellegrino che viene fermato momentaneamente da D'Amico, colpo di testa Licata, poi si lotta alla meglio Romano, Ricciulli prova ad avanzare, cerca e trova da Mesenè, duello con Licata, subentra Concialdi, arriva anche Mendola, calcio d'angolo. La bandierina, Romano con la palla a rientrare in qualche modo qui che ma c'è stato il fallo prima. Riparte Alfonso Cipolla di prima di Mercurio dove c'è Camarà, prova a partire il 9 dell'Unitas, D'Amico lo cerca ancora, poi interviene Garofalo, Romano verso Ricciulli, non vuole forzare la corsa, va col lancio lungo e male qui Giammè, e allora Sene contro Cipolla, rientra poi Giammè che rimedia il suo stesso errore, per ancora a lottare l'ex centravanti del Marino, ma la meglio Concialdi. Non arriva Genco, arriva invece Pellegrino, la Vardera di testa Giammè sulla testa di Tripoli, rimessa per la Don Carlo, sta lasciando lo scarpino Licata, si accorge l'arbitro.
rimessa per Pellegrino, arriva Tripoli, arriva però anche Concialdi che gli soffia il pallone, va in verticale ma sbaglia. E allora Cosentino per Garofalo, 26 minuti che stanno per scadere, 1-0 Don Carlo, in gol praticamente a inizio partita Tripoli. Pellegrino, verticale, Sene col tocco, arriva Giammè, poi Licata, si appoggia su Keba Giammè. Concialdi, Cerniglia fermato senza fallo all'intervento di Licata. Allora Genco con l'appoggio di Mercurio, cross di Salvo. Romano, verticale, cerca ancora la sponda di Senè. Lavardera. Lavardera fermato da Africano. Rimessa Don Carlo con Ivan Lavardera. Rimessa verso l'area a cercare Senè, poi non riesce a tenerla Tripoli. Ricciulli la fa rimbalzare, poi la controlla. Cross teso verso l'area, ancora a cercare Senè che la controlla, non riesce però a tenerla su Concialdi che interviene sempre in seconda battuta sui due attaccanti, prima è arrivato su Tripoli, ora anche su Senè. Cross intanto di Cerniglia di testa, Modugiamme, poi Ricciulli, seconda palla Senè e la palla che non entra. Grande opportunità qui per Senè. Concialdi, interviene Lavardera, bene spaccata, poi Mendola ha un'altra energia in campo la Don Carlo rispetto all'Unitas Sciacca, e qui spinge Ricciulli che può accelerare, verticale per Senè, troppo lunga, interviene Keba. Africano, Genco mangiato da Pellegrino. Arriva Di Salvo di gran carriera per cercare di allontanare la palla ed un bel rinvio verso Senè che forse qui sta un po' rifiatando, sta correndo tanto, si sta sbattendo tanto il numero 9 della Don Carlo. Qui Licata non si accontenta del fallo laterale, consente alla Don Carlo di pressare. Keba, verticale, interviene Garofalo, palla che cerca e trova Dame Senè, grande protagonista di questa prima mezz'ora, siamo allo scadere del 29esimo. Facendo sicuramente un'impressione migliore rispetto a quella delle prime due gare, centravanti sicuramente non un compito facile per lui andare a sostituire un giocatore come Santiago Pavisic che si è fatto subito apprezzare dal pubblico misilmerese, ora approdato all'Aci Sant'Antonio. Qui vendo la sbuccia col destro, Africano può solo alleggerire perché c'è Cerniglia, ottima fin qui la prima mezz'ora della Don Carlo Misilmeri, meritatamente in vantaggio per 1-0 sull'Unitas Sciacca. Lavardera, limite, la piazza, poteva servire Senè, la palla però esce. Papà, è stato Senè. Non andare addosso Genco, non andare addosso Andrea, vieni, stai lì. Intanto palla persa ancora da Amico, Cerniglia, palla per la corsa di Ricciulli, la posizione è regolare, Ricciulli uno sguardo in mezzo, interviene Keba non in maniera definitiva, deve subentrare Rotolo, Lavardella prova a riciclare il possesso offensivo ma arriva Piero Concialdi, poi Garofalo sempre puntuale di testa.
poi di testa arriva anche Romano, scontro aereo, Ricciulli la mette fuori, ha preso un colpo al volto Romano. Riprende il gioco con Romano che rientra subito, per fortuna nulla di grave, un'interruzione di poco più di un minuto. Si torna live, 33 minuti, 13 secondi, eccolo di testa Romano su Senè che rientra in tempo dal fuorigioco. Cerniglia prova a scodellare, lo fa all'indirizzo di Ricciulli che era lui in fuorigioco in questa azione. In ogni caso aveva liberato Dennis Di Mercurio. Proviamo anche a vedere alcuni risultati dagli altri campi della Eccellenza Girone A. È appena passato in vantaggio l'Athletic Club Palermo sulla Folgore, gol di Micoli. Avanti anche l'Accademia Trapani sulla Supergiovane Castelbuono col gol di un altro doppio ex, ovvero sia Mario Secan, doppio ex ovviamente di questa partita. Tutte le altre partite sono sullo 0-0. Licata, Di Mercurio si propone sulla stessa banda, Genco. Di Mercurio prende allora la zona centrale, Rotolo, controllo non granché, allora Mendola gli porta via il pallone. Tripoli, Lavardera fermato da Concialdi. Rimessa per la Don Carlo, iniziano i primi movimenti sulla panchina dell'Unitas, evidentemente proverà già a cambiare qualcosa Angelo Calfano in questo, magari già nel corso dell'intervallo. Mancano ancora 10 minuti più recupero prima che le squadre tornino negli spogliatoi. Di recupero ce ne sarà perché di tempo se ne è perso, in primis per il problema occorso a Romano, al momento sull'ordine dei 2 minuti probabilmente. Concialdi di testa, Di Mercurio per Saro Licata. Fricano che si è spostato sull'out di sinistra, da vedere anche adesso come si sta ricomponendo l'11 dell'Unitas. Qui bravo Cipolla a portar via palla agli avversari. Licata che si propone largo a sinistra, adesso c'è un po' di traffico sulla corsia mancina della squadra neroverde. Garofalo con la chiusura, col calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina per la squadra ospite.
pallone nel cuore dell'area, di testa Pellegrino, poi Senè prova a difenderla e ci riesce. Senè poi rischia sull'attacco di Genco che gli porta via il pallone, ancora Senè in angolo. Il quinto tiro dalla bandierina per l'Unitas, che ne ha battuti 3 in fila in quel momento della gara. La bandierina Concialdi vicino a lui Fricano, va il 10 però verso l'area di Salvo, la fa sua, prova a fare partire i compagni ma gli esce male dal mancino il rinvio. Di testa Giammè, fallo laterale, può risistemarsi lo Sciacca, rimessa ancora una volta, il vento stoppa la traiettoria. Lavardera passa su Concialdi, non sul rotolo, fallo di Lavardera, punizione. Punizione Unitas. Concialdi, Giammè per Cipolla, Licata. Si sono ricomposti alla fine in 3. Adesso la sensazione è che giochi Di Mercurio come mezzala a sinistra con D'Amico sull'altro lato e Fricano a fare l'esterno a tutta fascia a sinistra. Romano, Pellegrino prova a far viaggiare Tripoli per Lavardera, bella sponda, pallone di ritorno sbagliato dal 10. Allora Cipolla, D'Amico, Camarà molto defilato, non c'è nessuno a riempire l'area, allora Camarà prova adesso a scucchiaiare, colpo di testa di Mercurio, la palla è ancora buona ma è calcio d'angolo, c'è stata la deviazione. Sesto giro in bandierina per la squadra di Galfano, va Concialdi. Concialdi va ancora verso l'area, questa volta secondo palo, bravo Di Salvo con il colpo di Reni, altro corner, questa volta a protestare la Don Carlo perché evidentemente secondo i giocatori di Napoli c'era stato un altro tocco di un giocatore ospite. Non è così secondo il direttore di gara. La bandierina va D'Amico sempre con l'effetto a rientrare, chiama lo schema con le mani in alto il numero 8 nero-verde che va sul primo palo, pallone che rimane lì, poi Di Salvo si accartoccia e la blocca. Pellegrino, pallone, Sene sbaglia, poi Concialdi, Fricano, e alla porta via Ricciulli con il fallo. Ha già giocato la squadra nero-verde. Concialdi, pallone giocato per Fricano. Fricano può calibrare il cross, lo fa ma lo fa partire male, allora attenzione a Concialdi, ai 20 metri, Concialdi fermato, palla che rimane lì, la insegue Di Mercurio che non la tiene in campo, si arrabbia l'ex giocatore del Canicattì. Rimessa con le mani per Nino Garofalo, 5 più recupero all'intervallo. Cipolla, Licata prova a passare, ci riesce Di Mercurio con la finta di corpo su Ricciulli, ancora Di Mercurio che avanza, va alla conclusione in qualche modo Di Salvo e poi Pellegrino in fallo laterale, buon momento Unitas.
Unitas, mentre si alza sempre più forte il vento sul Giovanni Aloisio, vento che taglia sul lato corto il terreno di gioco. Giammè, palla per Genco che fa sponda su D'Amico, intercetta Mendola, poi Pellegrino, Romano Mendola, Tripoli fermato da Giammè, rimessa su Mendola che viene colpito. Con le mani Giammè, c'è Di Mercurio a ricevere. Concialdi, Licata, la pressione, e allora Cheba Jaber, Licata, verticale su Fricano che la fa scorrere su Genco, chiude Costantini. Concialdi, palla giocata in avanti da Licata, stacca Costantino sulla testa di Camara, Tripoli, verticale di Mendola, colpisce in pieno l'ex Nissa, e allora Concialdi, Di Mercurio controlla, costretto però a inseguire il pallone, ancora Di Mercurio, Concialdi, Camara, palla di D'Amico sul rotolo, scambio con Camara, ancora il 3 che arriva sul fondo, mette in mezzo col piede debole, palla che arriva in aria, svirgola Romano, palla che rimane lì, D'Amico prova a passare, Mendola arpiona il pallone e lo calcia più lontano che può, se ne a pressare su Cipolla che è bravo, d'esperienza a tenersi il pallone, Licata verso l'area di rigore, di testa D'Amico, poi Costantino coglie in controtempo l'avversario, Cerniglia per Ricciulli, vediamo se si stende la Don Carlo, Ricciulli evita alla grande Di Mercurio, ancora Ricciulli, questa volta contro Concialdi, lo salta col tunnel, palla in mezzo, Giammè di testa, poi pallone che arriva al limite dell'area, Mendola calcia sul fondo, è rimasto a terra Pellegrino quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Si è rialzato il braccetto di sinistra della difesa a 3 della Don Carlo, mentre adesso è più nutrita adesso più nutrito il gruppo di giocatori dell'Unitas che si sta scaldando a portacampo, inizia il movimento anche dall'altra parte con soluzioni sia per Galfano che per Napoli. Cipolla, Licata, Di Mercurio, Concialdi, D'Amico con la palla in verticale interviene Garofalo, poi palla all'indietro su Di Salvo, con calma su Pellegrino che ha recuperato la sua posizione in campo, sbaglia per il tocco, allora Concialdi, Camara verticale su Genco, ingresso in area, Genco sopra la traversa, occasionissima ancora Unitas. È iniziato da qualche secondo il recupero. La profondità è qualcosa che da gioia. Da 45 secondi con Di Salvo che andrà alla battuta dal fondo, vedremo anche l'ammontare dell'extra time, non ho preso purtroppo nota. E di 1 minuto
Pronto? Allora, direttore di gara che manda tutti nello spogliatoi, 1-0. Don Carlo Misilmeri sull'Unitas Sciacca, in gol Tripoli, noi andiamo anche noi un po' a riposo, qualche minuto di intervallo, poi torniamo qui a Giovanni Aloisio. Siamo ai nastri di partenza del nuovo campionato, 24-25, eccellenza A, eccellenza B e i 4 gironi di promozione partiranno sabato e domenica con il consueto programma. Si sono già giocate le partite di Coppa, che solitamente sono, diciamo, degli allenamenti congiunti in più, un antipasto, sì. Anche se c'è in palio ovviamente il passaggio al primo turno. Intanto ti voglio chiedere, così, domanda subito a bruciapelo per scaldare l'ambiente. 3 squadre, tra quello che hai potuto vedere ovviamente, che ti hanno convinto di più? Allora, mi è convinto lo Sciacca, che per me non è una sorpresa ma è una conferma, perché hanno fatto secondo me un mercato molto intelligente, ovvero tenuto uno zoccolo duro della scorsa stagione e hanno puntellato. Questo l'ho detto settimana scorsa in altre occasioni, lo ripeto qui, per me lo Sciacca è la squadra che sul mercato si è mossa meglio, perché non ha stravolto la squadra ma l'ha puntellata, contrariamente a Gela e Athletic Palermo che si sono mosse benissimo, però hanno rifondato, quindi hanno bisogno di più tempo rispetto allo Sciacca. Quindi lo Sciacca, secondo me, così come ha già fatto vedere in queste 2 partite, diciamo, partirà meglio. Il Gela ha bisogno di un po' più di tempo, così come anche l'Athletic Palermo. Quindi dico lo Sciacca, la formazione che mi è piaciuta di più e non mi ha sorpreso, mi è piaciuta di più. Il Piana chiaramente è la squadra che mi ha sorpreso subito per l'impatto positivo che ha avuto, perché anche loro hanno cambiato molto, ma già subito Filippo ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica. E poi, diciamo, mi è piaciuto molto il Casteldaccia, dico la verità, perché nonostante l'avversario tosto che era l'Athletic Palermo, mi è piaciuto per l'intraprendenza, anche al confronto, al cospetto di un avversario che sulla carta era nettamente superiore. E qui, esatto, e qui subentra anche il discorso, così, squadre che si adattano facilmente al loro allenatore. Bravo, sì. Pietro Tarantino è allenatore di grinta, allenatore che bada più al sodo, sì. Magari non si fa particolarmente apprezzare per il gioco, ma del resto in eccellenza, e considerando anche il contesto del terreno di gioco, esatto. Si fa un gran parlare del terreno di gioco del Fiorilli, ma del resto è inutile girarci intorno, è uno dei grandi punti di forza del Casteldaccia, quello dell'adattamento a un fondo non semplice da gestire. Esatto. A proposito di Casteldaccia, ci sono 3 grandi amici, rispettivamente direttore sportivo, direttore generale e presidente, che ci salutano: Mimmo Scialabba, Enzo Palmeri, col suo proverbiale noi siamo noi, e Francesco Antoni, presidente, che ci augura buon campionato. Talmente l'augurio è di un buon campionato a tutte le 32 di eccellenze, alle decine di squadre dei 4 gironi di promozione siciliana. Naturalmente gli occhi di Sportisili saranno rivolti a tutti questi 6 gironi tra eccellenza e promozione, naturalmente sui campi con le classifiche che mostreremo fin da domenica prossima. Finora siamo stati, anzi aspetta, perché qua c'è una bella dedica a proposito di Casteldaccia, sembra un Casteldaccia edition di Localcio. Mirko Abate che scrive: scusate se mi intrometto, ma devo salutare una persona alla quale voglio tanto bene, un abbraccio amico mio, Salvorifici. Chiaramente quando stai 5 anni in una società e dove ci sono giocatori che appunto fanno parte di questa società, non puoi che creare rapporti anche extra calcistici. Mirko è uno di questi, è una colonna di quella squadra, lo è tuttora, sono contento per lui, è un bacio grande a Mirko. Assolutamente sì, tra l'altro riesco a scorrere, ecco, intanto Enzo che scrive subito: Abate Lecchino. Preparatevi a questo e a tanto altro, perché Localcio, soprattutto nei commenti, per chi non ricorda quello che era Localcio fino a un paio di stagioni fa, è anche questo, è la forza, soprattutto questo. Assolutamente sì. Finora sono stato morbido, ora ti faccio la domanda più cattivella. Sono disposto a tutto. Non mi piace parlare di flop perché siamo ancora ad agosto, ma le 3 squadre che dopo 180 minuti magari ti hanno convinto leggermente meno rispetto magari a quelle che sono le prospettive. Allora, così come ti ho detto quelle, ti dico
Gela e Atletico Palermo, per lo stesso motivo, ma non perché perché secondo me, come ho detto poc'anzi, hanno bisogno di più tempo, perché sono state costruite bene, hanno preso tanti giocatori nuovi e quindi hanno bisogno di più tempo. È chiaro che in queste due partite, se tu mi dici due partite, io mi aspettavo un po' di più da parte di entrambe. Una è riuscita a passare il turno, quindi complimenti a loro per Atletico Palermo, l'altra che il Gela invece addirittura è stata eliminata nonostante, diciamo, la caratura dei giocatori che aveva dentro, e quindi dico che col tempo sicuramente alla fine il Gela lotterà per vincere il campionato, così come l'Atletico Palermo. Per me è quella la lotta. La terza squadra che mi ha deluso un po', ti dico che per me è la Parmonval, ma deluso da un punto di vista, diciamo, di aspettative, di fair play. Il fatto che tu dopo una partita già non ti presenti alla seconda è una cosa che a me dispiace, perché io voglio bene al calcio palermitano e quindi alla Parmonval, che è l'emblema. È proprio, se tu pensi al calcio palermitano, dopo il Palermo c'è la Parmonval, quindi io penso alla Parmonval. Se la Parmonval dice che non si presenta ad una partita, mi dispiace. Quindi io mi auguro che possano trovare la quadra e che già da domenica si possa partire col piede giusto fino alla fine, perché non mi è piaciuta questa cosa. Avranno avuto i loro buoni motivi, però questo deve essere uno stimolo in più per rialzarsi subito. Siamo ai nastri di partenza del nuovo campionato, 24-25, eccellenza A, eccellenza B, e i 4 gironi di promozione partiranno sabato e domenica con il consueto programma. Si sono già giocate le partite di Coppa, che solitamente sono, diciamo, degli allenamenti congiunti in più, un antipasto, anche se c'è in palio ovviamente il passaggio al primo turno. Intanto ti voglio chiedere, così, domanda subito a bruciapelo per scaldare l'ambiente: 3 squadre, tra quello che hai potuto vedere ovviamente, che ti hanno convinto di più? Allora, mi ha convinto lo Sciacca, che per me non è una sorpresa ma una conferma, perché hanno fatto secondo me un mercato molto intelligente, ovvero tenuto uno zoccolo duro della scorsa stagione e hanno puntellato. Questo l'ho detto settimana scorsa in altre occasioni, lo ripeto qui: per me lo Sciacca è la squadra che sul mercato si è mossa meglio, perché non ha stravolto la squadra ma l'ha puntellata, contrariamente a Gela e Atletico Palermo, che si sono mosse benissimo però hanno rifondato, quindi hanno bisogno di più tempo rispetto allo Sciacca. Quindi lo Sciacca, secondo me, così come già fatto vedere in queste due partite, diciamo, partirà meglio.
il Gela ha bisogno di un po' più di tempo, così come anche l'Atletic Palermo. Quindi dico, lo Sciacca la formazione che mi è piaciuta di più e non mi ha sorpreso, mi è piaciuta di più. Il Piana chiaramente è la squadra che mi ha sorpreso subito per l'impatto positivo che ha avuto, perché anche loro hanno cambiato molto, ma già subito Filippo ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica. E poi diciamo mi è piaciuto molto il Casteldaccia, dico la verità, perché nonostante l'avversario tosto che era l'Atletic Palermo, mi è piaciuto per l'intraprendenza, anche al confronto, al cospetto di un avversario che sulla carta era nettamente superiore. E qui, esatto, e qui subentra anche il discorso così, squadre che si adattano facilmente al loro allenatore. Bravo, sì. Pietro Tarantino è allenatore di grinta, allenatore che bada più al sodo, Sì. magari non si fa particolarmente apprezzare per il gioco, ma del resto in eccellenza, e considerando anche il contesto del terreno di gioco, Esatto. si fa un gran parlare del terreno di gioco del Fiorilli, ma del resto è inutile girarci intorno, è uno dei grandi punti di forza del Casteldaccia, quello dell'adattamento a un fondo non semplice da gestire. Esatto. A proposito di Casteldaccia, ci sono 3 grandi amici, rispettivamente Sì. direttore sportivo, direttore generale e presidente, che ci salutano: Mimmo Scialabba, Enzo Palmeri, col suo proverbiale noi siamo noi, e Francesco Antoni, presidente, che ci augura buon campionato. Talmente l'augurio è di un buon campionato a tutte le 32 di eccellenze, alle decine di squadre dei 4 gironi di promozione siciliana. Naturalmente gli occhi di Sportisili saranno rivolti a tutti questi 6 gironi tra eccellenza e promozione, naturalmente sui campi, con le classifiche che mostreremo fin da domenica prossima. Finora siamo stati, anzi aspetta, perché qua c'è una bella dedica a proposito di Casteldaccia, sembra un Casteldaccia edition di Localcio. Mirko Abate che scrive: scusa se mi intrometto, ma devo salutare una persona alla quale voglio tanto bene, un abbraccio amico mio, salvorifici. Chiaramente quando stai 5 anni in una società e dove ci sono i giocatori che appunto fanno parte di questa società, non puoi che creare rapporti anche extra calcistici. Assolutamente Mirko è uno sì. di questi, è una colonna di quella squadra, lo è tuttora, sono contento per lui, è un bacio grande a Mirko. Assolutamente sì, tra l'altro riesco a scorrere, ecco, intanto Enzo che scrive subito: Abate Lecchino. Preparatevi a questo e a tanto altro, perché Localcio, soprattutto nei commenti, per chi non ricorda quello che era Localcio fino a un paio di stagioni fa, è anche questo, È la forza, soprattutto sì. questo. Assolutamente sì. Finora sono stato morbido, ora ti faccio la domanda più cattivella. Sono disposto a tutto. Non mi piace parlare di flop perché siamo ancora ad agosto, ma le 3 squadre che dopo 180 minuti magari ti hanno convinto leggermente meno rispetto magari a quelle che sono le prospettive. Allora, così come ti ho detto quelle, ti dico Gela e Atletico Palermo, per lo stesso motivo, ma non perché perché secondo me, come ho detto poc'anzi, hanno bisogno di più tempo, perché sono state costruite bene, hanno preso tanti giocatori nuovi e quindi hanno bisogno di più tempo. È chiaro che in queste 2 partite, se tu mi dici 2 partite, io mi aspettavo un po' di più da parte di entrambe. Una è riuscita a passare il turno, quindi complimenti a loro per Atletico Palermo, l'altra che il Gela invece addirittura è stata eliminata, nonostante diciamo la caratura dei giocatori che aveva dentro. E quindi dico che col tempo sicuramente alla fine il Gela lotterà per vincere il campionato, così come l'Atletico Palermo. Per me è quella la lotta. La terza squadra che mi ha deluso un po', ti dico che per me è la Parmonval, ma deluso da un punto di vista diciamo di aspettative, di fair play. Il fatto che tu dopo una partita già non ti presenti alla seconda è una cosa che a me dispiace, perché io voglio bene al calcio palermitano e quindi alla Parmonval, che è l'emblema. È proprio, se tu pensi al calcio palermitano, dopo il Palermo c'è la Parmonval, quindi io penso alla Parmonval. Se la Parmonval dice che non si presenta ad una partita, mi dispiace. Quindi io mi auguro che possano trovare la quadra e che già da domenica si possa partire col piede giusto fino alla fine, perché non mi è piaciuta questa cosa. Avranno avuto i loro buoni motivi, però questo deve essere uno stimolo in più per rialzarsi subito.
Dunque rientriamo dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, secondo tempo di Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca, inquadratura per Lorenzo Galfano e Gioacchino Niosi. A occhio sono andati fuori Rosario Licata e Francesco D'Amico. Va a dare un po' più di peso al reparto offensivo, anche a cambiare forse schieramento tattico mister Angelo Galfano alla sua squadra, che ricordo è sotto con il punteggio di 1-0 in virtù del gol messo a segno al 7° minuto da Silvio Tripoli. Attendiamo, prima di andare a rileggere le formazioni in campo, di capire qual è la nuova sistemazione in campo dell'Unitas Sciacca, col direttore di gara che ha il fischietto in bocca e dà il via al secondo tempo. Primo giro al pallone dato dall'Unitas Sciacca. Don Carlo Misilmeri che scende in campo con la stessa formazione che ha iniziato e finito il primo tempo, ovvero quella composta da Di Salvo in porta, linea difensiva composta da Garofalo, Cossentino e Pellegrino. Sugli esterni, a destra Ricciulli, a sinistra Lavardera. Diga di centrocampo composta da Romano, Cerniglia e Mendola. In avanti Damesene è l'autore appunto del gol che per il momento decide la gara, ovvero sia Tripoli. Dall'altra parte, a giudicare dalla disposizione in campo, Cheba in porta, linea difensiva che potrebbe essere passata a 4 con Di Mercurio a sinistra, Rotolo a destra, centrali Giammè e Cipolla. In mezzo al campo Genco a fare forse più da trequartista, da riferimento centrale per la punta, mentre Concialdi e Fricano sarebbero i due elementi di raccordo tra difesa e centrocampo, tra difesa e attacco. Sugli esterni Niosi a sinistra, Galfano a destra. Anzi, Niosi fa la punta, Galfano a destra, Camarà a sinistra e appunto Genco a fare da riferimento una specie di 4-2-3-1, una rivoluzione tattica per Angelo Galfano. Vedremo se la mia lettura sarà confermata e di conseguenza corretta. Andiamo in partita con la chiusura di Di Mercurio, danni di Cerniglia. Vado allora con la lettura delle due panchine, con la Don Carlo che ha a disposizione il secondo portiere Zummo, oggi secondo portiere, poi Longo, Sheriff, Messina, Loisio, Turelo, Iacono, Tripiano e Priola. Qui intanto Ricciulli che era in fuorigioco, quindi a nulla vale il gol di Senè. A disposizione in panchina con 3 cambi residui per l'Unitas Sciacca c'è il secondo portiere Sabella, poi Antonino Genco, Sinacori, Pisciotta, Pecorino, Puccio e Crivello, classe 2007, e in campo un altro classe 2007, ovvero sia Aldo Genco. Viene a prendere il pallone Niosi, fermato da Mendola, sfida tra numeri 20. È rimasto a terra quello della Don Carlo. Richiesto l'intervento dei sanitari. Cerniglia che ha fatto cenno a mister Napoli, che è forse una distorsione alla caviglia per Luigi Mendola. Ricordo che in eccellenza non vige la regola delle finestre per effettuare i cambi, si possono effettuare 5 sostituzioni in altrettanti momenti diversi. Ancora a terra, si rialza adesso Luigi Mendola,
zoppica l'ex Palermo e Athletic Club Palermo. Ceniglia! Guarda dov'è, cazzo! Porca troia! Aspetta, Vincenzo, aspetta, Vincenzo. Dove sei? Mentre esce Mendola, lo vediamo sullo sfondo, il calcio di punizione per l'Unitas. Tanto è già pronto Aziz Kader Touré. Ok, Vincenzo. 4 minuti 18 secondi, punizione Unitas. Concialdi verso l'area, colpo di testa, alza la bandierina il secondo assistente e ravvisa una posizione di fuorigioco. Qui anche Galfano va a sincerarsi delle condizioni. Cosentino a vuoto Ricciulli, se ne è scavalcato da Modù. Qui Mendola, forse un tocco con un braccio. Tripoli, la palla in verticale per la Vardera. La Vardera! Sopra la traversa, se l'è divorato qui il 10. Ha già perso palla l'Unitas. Garofalo cerca l'area di rigore, c'è Tripoli che spalla alla porta, il problema di girarsi, trova lo scarico per Ricciulli, deviazione, calcio d'angolo. E l'angolo per la Don Carlo con Romano alla battuta, effetto a rientrare, secondo palo Jaber, poi anche Cosentino, interviene Niosi, fallo laterale, rimane in attacco la Don Carlo. Pellegrino andrà alla battuta. Arriva in anticipo Rotolo, poi Mendola che si è ripreso dall'infortunio, adesso prova a liberarsi per andare anche al cross, poi serie di finta, ancora Mendola la perde nel contrasto con Genco. Cerniglia di testa, Sene, Concialdi, ancora Sene, Pellegrino prova a liberare il sinistro, viene ribattuta, attenzione al tentativo di ripartenza dell'Unitas con la chiusura di Peppe Romano su Galfano. La Vardera, Romano riesce in qualche modo a gestirla, poi verticalizza Cipolla, l'arpione scivolata, c'era Sene che si stava involando verso la porta. Chebar in via, controlla Niosi, poi Fricano arma la corsa di Genco, ancora l'ex di turno che apre, colpisce in pieno ancora l'11, poi la palla è stata allontanata da Pellegrino. Concialdi si appoggia nuovamente da Rotolo, passa per vie centrali, Galfano messo giù, fallo di Cerniglia, punizione, ricordo Cerniglia fin qui unico ammonito della gara. Punizione ancora per Piero Concialdi. Di Mercurio prova a prendere il centro di Mercurio, ottimo intervento, poi Cerniglia messo giù, fallo di Niosi, punizione Don Carlo. Cosentino la batte su Romano, Pellegrino
Cossentino Di Salvo, non la scelta perfetta in questo caso di Cossentino, la palla comunque arriva, Di Salvo è andato al rinvio, allontana Rotolo. Genco, Galfano fermato da Pellegrino che adesso affianca Mendola nella corsa. Mendola ha il problema del compagno da servire, allora prova ad andare sul fondo, resiste all'attacco di Concialdi, sempre Mendola col cross, l'uscita di Kepa Jaber e va subito a rilanciare su Camara. Camara la tiene su Ricciulli, Concialdi prova ad avanzare il 10, poi cambia gioco Galfano, riesce ad evitare Romano con un rimpallo favorevole, allora Galfano ingresso in area, Galfano! Il pareggio dell'Unitas con Galfano, con caparbietà, con un po' di fortuna, trova il gol del pari, 1-1. Tanto cambio per la Don Carlo, esce Sené, entra Touré, quindi non è Mendola a lasciare il campo al numero 19, bensì il centravanti. Scelta tattica da parte di Tommaso Napoli, che dunque torna al 3-5-1-1 già visto nel corso del derby di ritorno di Coppa contro l'Oratorio Marineo, con Mendola che si va a piazzare accanto a Tripoli questa volta. Concialdi, Niosi, intervento di Cerniglia, poi Cossentino alla meglio su Niosi. Mendola prova a portarla avanti, la finta, poi Touré, prima palla della sua partita, intercetta il centrocampo, poi interviene Cipolla, ora Cerniglia prova a rialimentare la corsa su Rotolo che lo scorta fuori e alla fine si riparte dal fondo. Tanto problema per Niosi, invitato a mettere fuori il pallone. Senza uscire bene, se non c'è il giro, tira il gioco. Si riprende con la Don Carlo che ha restituito all'Unitas Sciacca, a cui però sbaglia Rotolo, e allora è lui a restituire ulteriormente palla agli avversari quasi. 13 minuti trascorsi, 1-1, è variato da un paio di minuti il punteggio con Lorenzo Galfano che è andato in gol dopo un'azione, un mix di fortuna, di caparbietà e di precisione nel sinistro che ha battuto Di Salvo. La rimessa di Pellegrino, cerca e trova Tripoli, spalla alla porta Tripoli, cross addosso a Cipolla e fallo laterale per la Don Carlo Misilmeri, che adesso ha il dovere
di rialzare la testa, di risistemarsi in campo per cercare di riprendersi quel vantaggio che nel primo tempo ha ottenuto, ha meritato anche di mantenere. Poi ultimi minuti di primo tempo in calo per i biancorossi. Tanto palla in area di rigore, colpo di testa a metter fuori, occhio lo scontro durissimo a terra. Concaldi e Cerniglia si rialzano per fortuna senza conseguenze i due, con la panchina dell'Unitas che reclama un fallo iniziale del capitano della Don Carlo Misilmeri. Tanto siamo già di nuovo in partita con Tripoli. Tripoli, spalla alla porta, raddoppiato, sembrava ottenere il massimo per il fallo laterale, non c'è riuscito. Cerniglia, poi Galfano di testa, Niosi che si è ripreso, occhio qui Pellegrino che trattiene per il pantaloncino, Niosi si prosegue, Ricciulli riconquista, Touré, Mendola, Ricciulli, può correre contro Jammeh che allunga il gambone, mette in fallo laterale. Con le mani Touré. Tripoli, spalla alla porta, prova a girarla, non trova, non sente la porta in questo caso, il numero 22 della squadra di casa. Scaduta da qualche secondo l'ora di gioco all'Aloisio, mezz'ora più recupero, qui Cipolla disorienta proprio Tripoli, è chiaro che mette più densità a centrocampo ma indebolisce il reparto offensivo la Don Carlo con questa scelta. Vedremo come cambierà anche in corso d'opera l'assetto, visto che si stanno muovendo altri elementi, si muove Messina, si muove Tripiano, si muove Sheriff. Dall'altra parte a quanto pare già pronto un altro cambio per l'Unitas che attacca con Fricano. Fricano va a puntare Costantino, propone il cross, secondo palo, erano in due da soli, fondamentale Pellegrino, poi Niosi, serie di finte, ancora Niosi, prova a passare ancora una volta con rimpallo, mette in mezzo Costantino a mettere fuori, soffre la linea difensiva della Don Carlo, e qui adesso può ripartire. Cipolla allarga l'alettone su Mendola, punizione a dir poco contestata, per usare un eufemismo, dalla panchina dello Sciacca. 17esimo. Non c'è ancora il cambio per l'Unitas perché nel frattempo il gioco è ripreso. Costantino con la gestione, Garofalo, lancio lungo a cercare Ricciulli, c'è però Di Mercurio, poi Mendola prova a rialimentare l'azione, Camarà la riconquista, Fricano, Camarà, tocca Garofalo, adesso cambio. Esce Rotolo, entra con la maglia numero 13 Antonino Genco. Dunque staffetta under. Staffetta under con Antonino Genco, classe 2006, che si va a piazzare sull'out di sinistra. Qui prolunga Camarà verso nessuno. Di Mercurio cambia, credo, il terzo e il quarto ruolo dall'inizio della gara, fa il terzino destro adesso. Poi Pellegrino porta su il pallone, verticale su Tripoli che fa sponda col petto, arriva Africano prima di Cerniglia. In qualche modo Costantino non semplice questa giocata. Ricciulli si arrampica e la prende. Tripoli di testa, Jammeh. Poi con un braccio alla Vardera, punizione. Di Mercurio, Galfano, Di Mercurio, palla persa, serie di rimpalli, alla meglio Cerniglia che resiste, poi la tocca Niosi, arriva Touré che ha il problema di liberarsi della sfera, la tocca su Pellegrino che rischia sulla pressione di Galfano, ancora Pellegrino, spalla alla porta, riesce ad allontanarla ma c'è Di Mercurio che alimenta l'azione, di tacco addirittura Aldo Genco, di testa Romano, si lotta, Pellegrino la fa scendere, calcia lontano, rimessa Unitas che sembra avere il controllo nervoso della partita in questa fase.
Mercurio con le mani. Concaldi la fa scorrere sull'attacco di Romano, poi va a calciare, palla alta. Qui era riuscito ad evitare il suo più giovane collega con una virata, ha calibrato male il tiro. Aggiornamenti agli altri campi: 3-1 tra Athletic Club Palermo e Folgore Castelvetrano. Il Lascari Cefalù in vantaggio sul Partinico Audace. Ancora 0-0 tra Casteldaccio e Gela, 1-0 del Castellammare sul Marsala in gol Adamo. E l'Accademia Trapani avanti 1-0 sempre sul super giovane col gol di Mario Secan. Qui intanto si lotta, l'ultimo tocco è di Touré, rimesso dal fondo per Jaber. Cipolla qui costretto a inseguire il pallone, verticalizza ma sbaglia. È calato il vento in questa fase, ha svirgolato malamente Alfonso Cipolla. Di testa Romano col tacco di Mercurio, poi prolunga Calfano, Niosi con una mano probabilmente, poi Romano prolunga direttamente su Keba Jaber che prova ad armare la corsa di Camara. Garofalo di testa, poi Camara non si avvede il pallone, se ne accorge invece Costantino che spazza. Mendola chiude Concaldi. Concaldi sfrutta il baricentro basso per liberarsi del suo ex compagno di squadra. Camaraniosi evita l'intervento di Romano, poi apertura sulla destra per la corsa di Calfano che se la aggiusta anche con un braccio, va a calciare Calfano. L'arbitro con un pizzico di ritardo fischia il fallo, fischia la punizione, facendo anche correre un bel brivido alla Don Carlo. Costantino, Romano sventaglia da sinistra a destra, attenzione perché arriva Ricciulli, un po' timida qui l'opposizione di Antonino Genco. Mendola col piede debole interviene ancora Moduciammè. Allora prova a scappare Calfano, si libera dall'altra parte Camara, lo vede Calfano, prova a servirlo, la palla è buona per lui. E allora Camara, atteso da Garofalo, propone il cross, in area c'è Miosi, controllo di Miosi, in qualche modo Niosi, palla intercettata. Concaldi, anticipato da Cerniglia, colpisce in pieno Di Mercurio, un po' di confusione, alla fine Concaldi, poi la palla è buona per Galfano, limite dell'area, Galfano sopra la traversa e qui Galfano stava per far doppietta. Arbitro però fuori gioco, cosa non ti schifo. Vedi che fallo. Mamma mia. Io l'ho a fare, ce ne si mette solo da. Era a terra Mendola, probabilmente scontro falloso con Concaldi, non secondo 5 erano. non secondo il direttore di gara. Arbitro, allora! Che facciamo? Invio di Di Salvo. Poi li fai spassare dietro la porta lì sotto. Dice che si mettono al suo posto. Dietro no, dietro. Ricciulli può avanzare, Ricciulli propone il cross, prova ad arrivare Lavardera sul secondo palo e arriva Lavardera, serie di finte contro Di Mercurio, si lotta in mezzo all'area, il cross di Lavardera, aveva preparato la rovesciata Mendola, è stato anticipato, Ricciulli forse poteva accontentarsi del fallo laterale, invece fa la magia, Ricciulli fermato dall'intervento di Antonino Genco. Costantino di testa, Tripoli col petto, controlla e palleggia Romano, bella trama qui della Don Carlo Tripoli, in area Tripoli! Sul fondo, occasionissima Don Carlo con Tripoli. Bellissimo fraseggio in questo caso della Don Carlo che aveva liberato al tiro Tripoli, a tu per tu con Keba, non è riuscito a metterla dentro. Adesso partita che sembra impazzire da una parte e dall'altra, occasioni, squadre lunghe. Romano prova a mettere ordine, serve Touré. Garofalo, Costantino, adesso palleggia la Don Carlo che ha provato, sta provando a rimettere la partita sui suoi binari e
Tommaso Napoli che prepara la mossa Longo. Garofalo, anticipo di Fricano, tentato almeno su Touré che poi si rimpossessa della sfera, prova ad andare lungolinea da Garofalo che non può arrivare, e allora Antonino Genco prolunga Niosi, interviene Romano che prova ancora a pulire il pallone, lo offre a Riccardo Pellegrino. Ci avviciniamo agli ultimi 20 minuti prima del 90esimo, occasioni da una parte e dall'altra abbastanza nitide, sia Calfano da una parte sia Tripoli dall'altra, non a caso sono gli autori dei 2 gol. Tanto c'è cambio, con l'ingresso in campo e il debutto anche in maglia Don Carlo Misilmeri in questo campionato per Francesco Longo, che prende il posto di Tripoli. Termina il compito dell'autore del primo gol della partita. Già 2 reti in 2 presenze, visto che non ha giocato a Marinevo in Coppa. Subito a far sentire, ad imprimere il proprio marchio sulla sua nuova squadra. Qui Longo subito chiamato in causa, Mendola affrontato da Concialdi, Lavardera fermato col fallo e punizione Don Carlo, giallo per Di Mercurio. Quindi ammoniti i 2 capitani praticamente, Cerniglia da una parte e Di Mercurio dall'altra. 25 minuti 35 secondi all'Aloisio. Intanto 2-0 per l'Accademia Trapani sulla Supergiovane Castelbuono, quindi per il momento non parte bene l'avventura di Marco Vittorietti sulla panchina madonita. Punizione sulla palla Romano e sulla palla anche Lavardera. Romano si allontana e allora può andare Ivan Lavardera per questo calcio di punizione. Sono in 2 in barriera per Cheba, fischia l'arbitro. La rincorsa di Lavardera che cerca la porta, per poco non la trova, vicinissima al gol, ma c'era fuori gioco. Jamais. Antonino Genco sulla pressione di Ricciulli, rimessa a Unitas. Concialdi controlla il lancio a cercare Niosi, sponda per Camarà che prova a cambiare gioco, Pellegrino la liscia, prova ad arrivare Calfano che resiste alla carica, Calfano in area di rigore, Calfano di Salvo! Cosa ha preso Di Salvo? Calcio d'angolo! Miracolo assoluto di Andrea Di Salvo, ma ancora Calfano, questa volta diciamo così procurato da un errore di Pellegrino, però ancora una volta altissima la linea della Don Carlo, bucata da queste ripartenze fulminee dei nuovi ingressi dell'Unitas. Concialdi dalla bandierina, colpo di testa, pallone che rimane lì, arriva dalle parti di Fricano che deve sistemarsela sul destro, propone il cross, forse in fuorigioco Concialdi, non secondo il direttore di gara, il secondo il guardalinee. Concialdi 1 contro 1, se la porta al sinistro, opera il cross, Pellegrino di testa, rimessa. Adesso partita aperta ad ogni soluzione, 17 più recupero. La rimessa per Dennis Di Mercurio. Viene incontro e riceve Calfano, Concialdi controlla, servizio per Antonino Genco, subito pressato da Longo. Camarà resiste a Ricciulli, riesce a passare, ancora Camarà,
ai 25 metri Concialdi, finta di corpo su Cerniglia, ancora Concialdi, altra finta, Concialdi ribattuto da Costantino, vediamo se riparte la Don Carlo con questa palla lunga per Longo che corre, Longo corre più veloce ma è più veloce Giammè, ancora Longo, la tiene in mezzo a due, Giammè vince il duello, all'ultima parola si becca anche la punizione. Concialdi, palla morbida, troppo morbida, alla fine la meglio la Vardera, Cerniglia per Mendola, può avanzare Mendola, inseguito da Africano, resiste Mendola, ingresso in area, ancora Giammè, questa volta a scortare l'uscita di Kepa Jaber. Ultimo quarto d'ora in arrivo qui al Giovanni Aloisio. Gnosi, Cipolla, palla per Galfano mentre è pronto Youssef Sheriff per la Don Carlo Misilmeri. Concialdi inseguito da Mendola, virata elegante del numero 10 dell'Unitas. Poi Ricciulli la tocca prima di Camara e cambio Don Carlo con Sheriff che prende il posto di Mendola a un quarto d'ora dalla fine. Entra in partita l'ex giocatore di Mazara 46 Ecus Palermo, oltre che della Juniores del Trapani. Ricciulli anticipa e calcia lontano per far risistemare i compagni. Si alza la Don Carlo mentre Kepa Jaber controlla. Tanto tanti ex compagni del vecchio Mazara 46, tutti insieme o contro. Basti pensare a Jaber, basti pensare a Licata, allo stesso Sheriff appena entrato o allo stesso Giammè. Squadra che ha ceduto il titolo al Marsala. Intanto attenzione alla palla recuperata ancora da Galfano, il tentativo di Aldo Genco che guadagna calcio d'angolo sull'intervento di Pellegrino e attenzione a questo tiro dalla bandierina. 31 di gioco mentre prepara ancora una mossa Angelo Galfano con Sinacori pronto ad entrare, ma intanto il tiro alla bandierina di Concialdi, pallone che rimbalza in area, prima Costantino poi Garofalo a mettere fuori, allontana Touré dove c'è Sheriff, controllo, cerca di palleggiarla, prende in controtempo Touré e c'è il cambio con l'ingresso di Sinacori, minuto 32. Sinacori prende il posto di Aldo Genco. Termina l'impiego del numero 11 che ha iniziato la partita da seconda punta praticamente. Nella ripresa si è abbassato di qualche metro e diciamo che anche la sua posizione in campo ha dato un po' di fastidio alla Don Carlo. Cerniglia con la verticale per Sheriff, scortato da Di Mercurio, prova a recuperarla ma aveva commesso fallo. Allora riparte l'Unitas. Di Mercurio finge di passarla, poi si rifugia dalle parti di Cipolla che sbaglia. Cerniglia prova a far ripartire, corre Sheriff più veloce di Cipolla, Cipolla però è più esperto e gliela porta via. Poi Sheriff con un guizzo, arriva la Vardera e allora Sheriff può andare, il tocco per la Vardera, il cross morbido, Longo, la sponda, Sheriff, l'appoggio, Cerniglia! Palla fuori, ma qui l'aveva costruita bene la Don Carlo, altro fischio, altro fuorigioco. E questa diciamo che fa il paio con la punizione di la Vardera, in cui anche in quel caso la bandierina del primo assistente si era alzata.
Keba va a lanciare su Genco, l'unico Genco rimasto in campo, Touré. Scontro tra i due. Non devi giocarla più! Te l'ho detto prima! Ma per favore, che cosa non devi? Va bene! Qui le urla di mister Galfano all'indirizzo del suo portiere, che insiste nel giocare la palla vicina e non rifugiarsi in un lancio lungo, visto che tante cose Niosi sta riuscendo a tenere botta contro i marcantoni della difesa della Don Carlo. Eccolo Niosi, la gira dalle parti di Fricano che si è mosso bene, Fricano chiuso da Cosentino, è rimessa in zona d'attacco per l'Unitas. La rimessa già battuta, scambiano Fricano e Galfano, il cross di Fricano, Camara con la sponda ma aveva commesso fallo su Ricciulli e punizione per la Don Carlo a 10 dal 90°. Partita apertissima qui all'Aloisio. Dai Seri, dai Ricciu! Dai Claudio! La battuta di Andrea Di Salvo, protagonista con quel paratone su Galfano che ha tenuto i suoi quantomeno in parità. Sheriff di testa, prova ad arrivare Longo, Keba si arrampica a prenderla. Concialdi per far correre Galfano, questa volta interviene Pellegrino, è scivolata, fallo laterale. Con le mani Dennis Di Mercurio, divenuto capitano dopo l'uscita di Licata. La Vardera, Cerniglia con il rilancio intercettato, poi torna sul pallone il capitano romano. Cosentino va a lungo, di testa Ciammè, poi Cerniglia prova il break, interviene Concialdi col fallo. Crampi per il capitano della Don Carlo Misilmeri. Ricordo, la squadra di Tommaso Napoli tornerà al Comunale di Marineo tra 7 giorni per la seconda giornata. Romano alla battuta della punizione, cerca gli ultimi metri di campo dell'Unitas con questa palla per Ricciulli, 1 contro 1 con Genco, verticale poi per Touré, lo scorta Ciammè, viene anche raddoppiato, ultimo tocco di Fricano, rimessa per la squadra di casa. Va Garofalo, presumibilmente per andare direttamente verso l'area. Tanto si va a riempire l'area dell'Unitas. Garofalo va con le mani, teso sul primo palo, attenzione ai tocchi, poi Cosentino fermato da Giacomo Fricano. Arriva il primo Pellegrino che la mette in fallo laterale, non vuole correre rischi. Donna! Pellegrino di testa, e allora si può risistemare la Don Carlo. Torna anche Cosentino. Genco va con le mani da Ciammè che approva la scelta del compagno. Cipolla, tanto pronto Tripiano per la Don Carlo. Ciammè, Genco, lancio lungo a trovare Camara, palla direttamente verso l'area. Di Salvo non vuole perdere tempo, il portiere della Don Carlo che va a lungo a cercare Longo, palla irraggiungibile per la punta e Napoli predica calma. Ciammè, Genco, Ciammè, Cipolla,
Qui intanto la palla in verticale, la suolata qui di Niosi a cercare Sinacori, ancora Niosi, Concialdi, palla messa in mezzo, sponda di Galfano e da solo di Salvo la prende lui. Urla calma Napoli, quasi a voler smorzare l'ardore del suo giovane portiere. Lavardera, non c'è nessuno da servire, deve andare da solo il 10. Cosentino, Garofalo, verticale, Sheriff anticipato dal solito Giammè. Concialdi, ancora per l'ex Mazzara 46, poi sbaglia Sinacori, Sheriff dall'altra parte, Di Mercurio anticipa Fricano, poi arriva Niosi in anticipo su Cosentino, ancora Giacomo Fricano con la palla messa in mezzo di Salvo, la dà subito a Ricciulli che prova a correre. Ricciulli ha già varcato la metà campo, lunghe le falcate del 77, Ricciulli passa su un altro avversario, Longo dentro l'area di rigore, la chiusura di Di Mercurio. E allora Concialdi al piccolo trotto la porta su, verticale per Galfano che ancora ha energie da spendere. Fricano, Concialdi corre dietro a tutti Pellegrino. Concialdi, Niosi la fa scorrere per Camarà. Serie di finte, disorienta Garofalo anche per l'arrivo di Fricano, palla in aria, Camarà, e arriva il gol dell'Unitas Sciacca che si porta in vantaggio sul 2-1 a 5 dalla fine, segna Camarà, ribaltato il risultato. E dunque ribalta la situazione. Tanto il cambio, Tripiano per Cerniglia. Manca poco e da circa un minuto è arrivato il gol del sorpasso dell'Unitas. C'è fuori gioco. È una partita che inventi, fate giocare il centrale, fate più bracetti. Si riparte dal fondo per la Don Carlo, ultimi 2 minuti e spicci prima del recupero. Alla fine le mosse di Galfano, soprattutto dal punto di vista tattico, premiano l'Unitas Sciacca. Qui intanto va a terra Camarà che per il momento sta facendo la partita, poi l'arbitro ferma il gioco perché c'è da valutare il colpo alla testa per il numero 9 dell'Unitas. Direttore di gara che tranquillizza sul fatto che verrà recuperato
in difficoltà Idrissa Camara, direttore di gara che scodellerà la palla alla Don Carlo Misilmeri quando manca 1 minuto e 20 secondi al 90esimo. Cosentino cerca e trova Ricciulli, Garofalo fermato da Niosi, poi in qualche modo Fricano, arriva Touré, arriva Romano, Lavardera scodella verso l'area di rigore, colpo di testa di Ricciulli, ancora una segnalazione di fuorigioco. Francia, dagli la palla, io a Francesco gli dà la palla. Qui Ricciulli chiede spiegazioni al primo assistente per la chiamata di fuorigioco. 35 secondi al 90esimo, vedremo l'entità del recupero. Alza la mano ma non segnala 5 minuti di recupero, bensì la punizione dopo il fuorigioco. Stacca Ricciulli, poi Longo, contrasto con Fricano, fallo. Sempre qua. Cosentino, direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Il 90esimo è scaduto. Cosentino, 5 minuti di recupero. Tripiano, Pellegrino, Cosentino. Lancio a cercare Longo, si aggancia con Cipolla, la palla è ancora buona. Romano, Pellegrino che si sgancia, c'è Lavardera accanto a lui servito. Cosentino non vuole avere frenesia la Don Carlo per costruire l'ultimo assalto, palla di Cosentino per Ricciulli, la posizione è irregolare. E qui Ricciulli viene ammonito perché ha allontanato la palla. Se n'è andato il primo minuto con anche 15 secondi. E qui gesto abbastanza eloquente di Napoli all'indirizzo di Cosentino, appena possibile vai su e vai a dare manforte e vai a dare peso al reparto offensivo. Qui intanto Niosi con la sponda, Calfano alla meglio Pellegrino questa volta, prova a uscire palla al piede ma la perde e allora Calfano si invola ma l'arbitro ha fischiato fallo. Qui Cosentino per il momento non esegue. Tripiano, Romano lungo, cerca Longo, anticipato da Giammè. Riccardo, siamo a 4! Con le mani Tripiano, Lavardera, Tripiano prova a liberarsi con Cialdi alla meglio e gliela porta via. Protegge senza subire fallo il 10, poi rimessa Don Carlo, si rimane lì. Siamo a metà del recupero, 2:26 giocati. Va con le mani lungo, Ivan Lavardera. Stacca Cosentino che non arriva, poi prolunga di testa, pallone che rimane lì, allontanato, Romano la mette giù e propone il cross, eccolo che arriva Cipolla con la scivolata e poi con Cialdi mette fuori. Garofalo la rigioca, per poco non diventa un tiro, quello dell'ex super giovane e si riparte. Guarda che fa! Sinagore! Sina! Viaggio! Non devi uscire alto! Qui temporeggia, ci mette tutta l'esperienza che può. Che Baciaber, qualche secondo l'ha rubacchiato. Il rilancio più lungo che può, di testa Ricciulli, forse anche Niosi, e rimessa Unitas.
rimessa per Giacomo Fricano. È Fricano che va con le mani, anche lui più lontano che può, di testa Romano, poi Longo la protegge, appoggia Ricciulli che allunga la falcata, chiude Camarà, fallo laterale, ultimo minuto di gioco. Con Garofalo che deve trovare un compagno, lo trova in Costantino, arriva prima con Cialdi, uscita di Cheba. Qui esce Di Mercurio che nonostante 94 minuti ha ancora fiato per andare, poi sbaglia il passaggio, per sua fortuna non ci sono avversari a approfittarne, adesso sì però, e allora Longo può portarla su, cerca la corsa di Sheriff, la palla è irraggiungibile. E adesso sì, inizia a vedere lo striscione del traguardo, l'Unitas sciacca a 15 secondi dallo scadere del 50°. E la rimessa in avanti di testa Galfano, pallone che rimane a mezz'aria, poi prolunga Sinacori, c'è Niosi, sono scaduti 5 di recupero, Camarà viene fermato per ancora Niosi, forse con un braccio Touré, si continua a giocare, Camarà prova a portarla lontano, Bodycheck con Ricciulli, ma è finita e ha vinto l'Unitas Sciacca 2-1 in rimonta sulla Don Carlo Misilmeri, Don Carlo che aveva sbloccato la partita con il gol di Tripoli, poi in avvio di ripresa Galfano, sul finale Camarà per regalare i primi 3 punti della stagione alla squadra allenata da Angelo Galfano. Qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri è tutto, ribadendo il punteggio finale: Don Carlo Misilmeri 1, Unitas Sciacca 2. Un saluto